firmato a Palazzo Balbi un protocollo tra la Regione e la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni a tutela della legalità. Il Veneto è la prima regione a sottoscriverlo in Italia. Curve di contagi e ricoveri in discesa, Zaia ottimista, il Veneto si sta avviando verso la zona bianca, il virus ormai si è endemizzato, dal governo in arrivo il provvedimento che toglierà l'obbligo di mascherine all'aperto a prescindere dai colori. Scoperti dalla polizia ad Arino 10 clandestini, tra cui 7 minorenni nascosti in un tir, l'autista accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 90% del personale dei nidi comunali di Venezia ha aderito allo sciopero proclamato da CGIL e UIL. Secondo i sindacati la straordinaria adesione dimostra come le motivazioni della protesta siano fortemente condivise. Il comune non ceda all'Arsenale. A Venezia una manifestazione contro il protocollo d'intesa tra Cafarsetti e i ministeri della difesa e della cultura. Noi non molliamo, gli attivisti hanno manifestato ieri percorrendo i meandri del Rio Cimetto a Mestre per sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché ripensi al progetto della viabilità. Dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. Le emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà visibile sul canale 10. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque tra poco faremo il punto sul Covid, sulla pandemia. Intanto vi anticipo il quesito del sondaggio di questa sera, il cui risultato come sempre poi dibatteremo a Ring. Eliminare il Green Pass, cosa ne pensate anche alla luce di questo calo dei contagi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no digitate invece 0422 1626 690. Come detto, il risultato poi in prima serata al Ring. Parliamo di PNRR firmato a Palazzo Balbi, un protocollo tra la Regione e la Guardia di Finanza a tutela della legalità. Il Veneto è la prima regione a sottoscriverlo in Italia. Prego, Generale. Un protocollo d'intesa unico in Italia a tutela della legalità. È stato sottoscritto oggi a Palazzo Balbi tra la Regione del Veneto con il governatore Zaia e la Guardia di Finanza con il comandante regionale, il generale Mainolfi, che ha lo scopo di favorire lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati del PNRR. Deve costituire la ripartenza del nostro Paese che ci accompagnerà fino al 2026. È uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente, costituiscono veramente un investimento, perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. La collaborazione si baserà su un software rodato negli ultimi 2 anni che anziché ragionare su dati puri lo fa sulle informazioni, utilizzando algoritmi realizzati ad hoc per evitare truffe e sottrazioni di risorse pubbliche che dovrebbero creare lavoro e PIL. Si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Il generale Mainolfi ha presentato una serie di dati che dipingono uno scenario preoccupante. Il settore edile in Veneto conta circa 60.000 soggetti. Nei 2 anni di lockdown ne sono nati circa 6.000 e morti 5.000, ma il dato sconcertante è un altro. Nel Veneto abbiamo circa 500.000 imprese, quindi un 10% di turnover in un anno ci sta, e grosso modo questi sono i numeri. Semmai il dato sconfortante è che delle 6.000 nate nei 2 anni di lockdown ce ne sono 5.000 e passa, in cui c'è qualche soggetto che ha qualche conto in sospeso con la giustizia e, cosa ancora più grave, c'è qualcuno di questi che ha avuto dei problemi seri con la giustizia del tipo di stampo mafioso, associazione per delinquere di stampo mafioso. E migliora intanto la situazione epidemiologica in Veneto che, dice il presidente Zaia, sta andando verso la zona bianca. Dal governo intanto la decisione di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia da venerdì. Stiamo andando verso una zona bianca.
Si fa progressivamente sempre più nitida la luce in fondo al tunnel della quarta ondata. Quel miglioramento emerso a livello nazionale lo si ritrova anche in Veneto, che conta oggi 2.858 nuovi positivi in 24 ore, 1.711 pazienti in area non critica e 160 in terapia intensiva. Di questi però gli attualmente positivi sono 125. Tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato. Sarebbe però sbagliato abbassare proprio ora la guardia e soprattutto è importante continuare con le vaccinazioni, soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Intanto da oggi nuove regole a partire dalla gestione delle quarantene a scuola e Green Pass illimitato per chi ha la terza dose o è guarito dopo essersi vaccinato. Dall'11 febbraio decade poi l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla salute Costa infatti ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero per togliere i dispositivi di protezione all'aperto in tutte le regioni senza distinzione di colore. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Queste le tappe principali di un percorso che porterà al 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, salvo il governo non decida di prorogarlo ulteriormente. Fino a 6.000 telefonate e 1.000 email in una settimana per un totale di migliaia di Green Pass restituiti ai proprietari negli ultimi 2 mesi. Stanno lavorando senza sosta i 12 operatori del team Green Pass dell'ULSS 3 per mettere a disposizione le certificazioni verdi aumentate a causa del grande numero di positivi registrato a dicembre e gennaio. Da metà novembre a oggi sono state ricontattate ogni giorno centinaia di persone che non ricevevano i codici per il Green Pass o che avevano difficoltà a scaricarlo. Negli ultimi 30 giorni sono arrivate quasi 17.000 email di richieste d'aiuto. Ora la soluzione arriva in tempi brevi, dicono gli operatori, con una media di 48 ore nei giorni più caldi, ma nei giorni scorsi il telefono era bollente, molti non prendevano la linea e noi purtroppo non riuscivamo a rispondere a tutti così. Dall'ULSS 3. Trovati dalla polizia, siamo alla cronaca, 10 clandestini, tra cui 7 minorenni nascosti in un tir, l'autista accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia ha scoperto 10 stranieri clandestini, tra cui 7 minori, nascosti in un auto articolato straniero che trasportava pneumatici provenienti dalla Romania. A chiamare gli agenti è stato un autotrasportatore dall'area di servizio della A4 Arino Ovest, allarmato dai rumori che provenivano dal semirimorchio. Dopo averli soccorsi, sottoponendoli ai controlli sanitari necessari, comprese le verifiche sull'eventuale positività al Covid, gli agenti hanno accompagnato i clandestini in questura per effettuare ulteriori controlli. Dagli accertamenti è emerso che i 7 minori sono di nazionalità afghana in fuga dal paese, mentre gli altri 3 bengalesi maggiorenni a cui sono stati sottratti i documenti. Secondo il loro racconto, il flusso irregolare avveniva tramite un sistema organizzato che prevedeva per i migranti inizialmente di arrivare in Romania e poi transitare verso altri stati europei pagando in anticipo una cifra pattuita. I minorenni sono stati affidati alle cure di una struttura specializzata nell'accoglienza, mentre a carico dell'autista del camion è stato aperto un fascicolo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Circa il 90% del personale dei nidi comunali di Venezia ha aderito allo sciopero di stamattina proclamato da CGIL e UIL. Secondo i sindacati la straordinaria adesione dei lavoratori dimostra come le motivazioni della protesta siano fortemente condivise. Lo sciopero, durato solo un'ora per non creare disagi ai bambini e alle loro famiglie, potrebbe non essere l'ultimo. Anche oggi infatti, sostengono UIL e CGIL, sono avvenute situazioni di grandi difficoltà con educatrici lasciate sole con numerosi bambini e continui prolungamenti del servizio per la carenza di personale. Il comune di Venezia non ceda l'Arsenale. A Venezia appunto una manifestazione contro il protocollo d'intesa tra Ca' Farsetti e i Ministeri della Difesa e della Cultura.
L'Arsenale resti a Venezia e ai veneziani. Il Comune non firmi il protocollo d'intesa con i Ministeri della Difesa e dei Beni Culturali con cui cede le sue proprietà, ma si impegni a rilanciare quest'area strategica di 48 ettari, più della città del Vaticano, un sesto della superficie di Venezia, che potrebbe rappresentare uno straordinario volano di rilancio socio-economico della città. Lanciata dal Forum Futuro Arsenale, la manifestazione davanti a quella che per secoli fu un'area produttiva all'avanguardia nel mondo ha raccolto centinaia di manifestanti. Venezia deve essere salvaguardata nel suo patrimonio storico cursulare e guardando al lavoro, perché questo si è detto, nell'Arsenale bisogna lavorare in maniera intelligente guardando al futuro. Occupazione e residenzialità, casa e lavoro. Non chiedono altro i veneziani arrivati chi in barca chi a piedi per partecipare a quello che si è trasformato in un grande dibattito pubblico tra esponenti dell'artigianato, del mondo accademico e politico, dell'associazionismo e a tanti comuni cittadini. Penso che sia una bella cosa che ci siamo svegliati, perché Venezia è in mano di gente che ci rovina. L'Arsenale è un centro di grande modernità perché era capace di coniugare la produzione tipica artigianale veneziana insieme alla produzione industriale in serie. Quindi ben venga qualsiasi investimento da parte della Biennale dentro lo spazio dell'Arsenale, però sarebbe il caso che anche uno spazio fosse dedicato a noi ultimi residenti. È auspicabile che ritorni la produzione di barche in legno tipiche, che siano un prodotto di eccellenza da esportare in tutto il mondo. Dall'Arsenale si leva ancora una volta il grido di una città che non vuole essere ridotta ad un museo, in cui continuano ad assottigliarsi gli spazi e i margini di vita per i residenti. Gonfalone al rovescio in segno di emergenza e di richiesta di aiuto, no? Come quando si issa la bandiera al rovescio perché gli altri sappiano che non va tutto bene a casa. Perché lei si affida tanto? 800 anni fa scriveva che l'Arsenale è dei veneziani e questo invece la nostra giunta non l'ha ancora capito e lo tiene utilizzato per feste, party, discoteca. Questi grandi condottieri che sono partiti dall'Arsenale, come Enrico Dandolo, Marcantonio Bragadin, Francesco Morosini, vedessero come adesso i loro discendenti che gestiscono la città sprecano i soldi pubblici, si rivolterebbero nella tomba. E l'opposizione politica, Caffarsetti fa fronte contro la cessione delle parti comunali dell'Arsenale e lancia un appello ai ministeri competenti. La Municipalità di Venezia Murano Burano giovedì scorso ha presentato una mozione sul rilancio dell'area dell'Arsenale e sulle sue possibili efficaci ricadute come svolta della città. Il Comune di Venezia non ceda le sue proprietà all'Arsenale, ma si impegna ad utilizzarle per rilanciare la città. Alla manifestazione indetta dal Forum Futuro Arsenale, il PD veneziano annuncia di aver contattato i ministri di Cultura e Difesa contro la firma di un protocollo del quale viene messa in discussione anche la validità. Questo protocollo in tal senso ha dei profili di illegittimità e va impugnato, ma è proprio la filosofia sbagliata, ovvero di utilizzare il complesso monumentale in una location per fare il salone nautico, una location per sfilate di moda, per matrimoni VIP. È inaccettabile perché non c'è un progetto sull'Arsenale, un progetto importante di rilancio invece che potrebbe esserci sia per la fruibilità pubblica ma anche per lo sviluppo economico. Abbiamo i documenti dove c'è scritto proprio come noi avevamo una visione di produzione nuove all'interno dell'Arsenale. Questo dell'Arsenale è solo un tassello delle dimenticanze del Comune relativamente alla nostra città. Castello ha altre zone che il Comune sta praticamente dimenticando. La manifestazione per l'Arsenale è stata un'occasione di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica per discutere di beni pubblici, nonostante le modalità, dice Marco Gasparinetti, con cui si è stati costretti a svolgerla. Mi spiace vedere che ci hanno costretti in gabbia come se fossimo le scimmiette dello zoo, negandoci l'Arsenale. Altre manifestazioni in passato si potevano svolgere davanti alla Porta dei Leoni, costringendo gli organizzatori a svolgere qui in Campo della Tana i comizi. Da una protesta all'altra, perché come annunciato nei giorni scorsi, ieri si è svolta la manifestazione di protesta per chiedere al Comune di Venezia di tutelare Rio Cimetto.
Si sono ritrovati alle 10:30 nel parcheggio di Via Olimpia per poi raggiungere i meandri del Rio Cimetto a Mestre. Una manifestazione organizzata dall'associazione Adesso per sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché ripensi al progetto della viabilità Brendole-Castellana. È un impoverimento della biodiversità. Quella è il prato che è vicino al Rio Cimetto, è una zona umida e quindi tutta una serie di piante ed animali verrebbero ad essere sminuite e non potrebbero più vivere o avrebbero una vita stentata. Gli attivisti hanno percorso l'area naturalistica chiedendo che la strada venga spostata vicino al ponte sul Marzenego. C'è già una strada realizzata sul sedime dove passa la strada di servizio CAV che è stata 1 anno e mezzo fa allargata, c'è lo spazio per far transitare lì tutto, non si vede perché ci sia questa cocciutaggine da parte dell'amministrazione nell'insistere su questo progetto che è a questo punto anacronistico perché è un progetto ormai che data 20 anni, che costa un sacco di soldi perché il Comune di Venezia ha ereditato più di 10 milioni di euro per realizzare questa viabilità. Per le istituzioni che si sono già espresse in merito però questa opzione non è realizzabile, ma i cittadini non mollano. E venerdì a mezzogiorno i pescherecci questa volta faranno squillare le loro sirene lungo le 2 banchine del mercato ittico all'ingrosso di Venezia. I pescatori attraverso un tam tam spontaneo hanno lanciato la mobilitazione per chiedere un intervento urgente del governo e delle istituzioni a sostegno delle imprese del settore ittico. Il prezzo del gasolio, secondo Federpesca, è lievitato del 60% rispetto a un anno fa e il carburante rappresenta oltre la metà dei costi che i pescherecci devono affrontare per andare in mare e calare le reti. La rabbia si mescola a una malcelata rassegnazione da parte di molti storici protagonisti del settore. Lo scenario è allarmante, hanno spiegato al mercato ittico di Chioggia. 3 mesi di reclusione è la pena a cui è stato condannato un uomo di Chioggia per maltrattamenti al suo animale domestico. Condannato in tribunale per maltrattamenti al proprio cane. Protagonista della vicenda è un uomo che girava per le strade di Chioggia tenendo l'animale domestico al guinzaglio con una cintura da pantaloni che rischiava di soffocarlo. La condanna a 3 mesi di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche è arrivata dal Tribunale Monocratico di Venezia. I fatti risalgono al 2017. L'avvocato dell'uomo ha già annunciato che presenterà ricorso, considerando che a suo dire il seppur apparente poco ortodosso comportamento dell'assistito era a soli fini educativi dell'animale. Voltiamo pagina con una scoperta che getta nuova luce sulla vita di Marco Polo. Il grande viaggiatore veneziano aveva una figlia rimasta finora sconosciuta. L'ha scoperta grazie a un documento del 7 luglio 1319 trovato all'Archivio di Stato di Venezia che svela l'esistenza di Agnese, nata prima del matrimonio di Marco Polo con Donata Badoer, dal quale nacquero Fantina, Bellella e Moretta. Le circostanze della scoperta sono tristi. Vicina alla morte, Agnese Polo, nella parrocchia di San Giovanni Grisostomo, affidò al padre Marco il compito di far pervenire le sue ultime volontà al prete notaio Pietro Pagano della chiesa di San Felice. Dal 9 marzo, ora parliamo di noi, scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Il 10 dunque per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 lo vedete per Telenord-Est. Questa sera dalle 21:15 ritorna Ring. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega. Quindi dalle 21:55 Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova, e a seguire alle 22:20 la testimonianza di Alain Fragasso, papà di Jessica, una delle 2 cugine morte tragicamente nell'incidente in A28.
È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Si intensifica l'anticiclone sul nostro territorio e si aggrava la condizione di siccità al nord. Almeno fino al prossimo fine settimana, infatti, nessuna pioggia in arrivo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 8 febbraio trascorrerà, come vediamo, all'insegna di un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al più velato, aria tersa e ottima visibilità. Venti in quota settentrionali, inizialmente tesi, poi in attenuazione. Nelle valli e in pianura invece saranno deboli. Temperature stazionarie, minime sotto zero quasi ovunque, massime invece comprese tra i 10 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche addensamento sui settori di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.